Sergio Festa, questo Sardana non ha fatto la pancia piena, salvezza acquisita, playoff nel mirino e la squadra la stai ritrovando adesso, quella per la quale era stata studiata in estate, ci sono stati incidenti di percorso, poi questa squadra a livello internazionale e in questo ultimo spezzone di stagione sta dimostrando fino in fondo il suo valore. Sì, hai detto bene, più che altro faccio i complimenti ai ragazzi perché non solo per la vittoria ma perché tutto l'anno hanno veramente macinato in allenamento, in partita. Come ho già detto in precedenza in altre interviste, probabilmente la prima parte di campionato abbiamo raccolto molto meno di quello che abbiamo prodotto e quindi questo qui, insomma, questo processo di crescita comunque abbiamo iniziato quest'anno, abbiamo cambiato un po' di robe e la squadra è stata modificata, quindi non era facile partire, poteva andarci bene, prendere i punti che dovevamo all'inizio, magari fare un inizio di stagione più tranquillo, però come ho detto ai ragazzi ci vuole tanto lavoro, tanta tranquillità anche nei momenti negativi. E poi gli ho detto state tranquilli perché siete dei grandi giocatori e i cavalli di razza alla lunga vengono fuori. Senti, questo Sardana ai play-in e magari successivamente ai play-off, adesso a mente sgombra può recitare da mina vagante. Allora, quando io sono arrivato quest'anno a Sarzana da allenatore, quello che avevo detto ai ragazzi, alla società, che mi sono ripromesso a me stesso, l'obiettivo per me non è mai esistito di classifica. Il mio obiettivo è portare i ragazzi al massimo delle loro potenzialità e tutte le partite che gioco me le voglio giocare con tutte le squadre. Questo è il mio vero obiettivo. Quindi quest'anno ci stiamo riuscendo perché ce la siamo lottata col Trissino, col Forte, col Bassano stasera. Poi abbiamo avuto degli scivoloni come l'andata col Bassano e col Monza in casa, però durante una stagione, durante un periodo negativo possono succedere. L'importante è sapersi rialzare. Noi l'abbiamo fatto alla grande e di questo siamo tutti orgogliosi.